Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Resterà in carcere Valdi Scalzo, 27enne catanzarese di origine brasiliana, accusato dell'omicidio di Francesco Pavone, 34 anni, strangolato domenica sera nella sua casa in località Santa Domenica di Catanzaro. Scalzo ha spiegato di aver assunto cocaina nelle ore precedenti al delitto ed ha anche parlato di una presunta violenza che la vittima ed un altro giovane gli avrebbero fatto subire molti anni prima. I carabinieri di Petilia Policastro hanno scoperto un piccolo arsenale nel Crotonese. Nel corso di perquisizioni che hanno impegnato 20 militari in Contrada Fiorello nelle campagne di Mesoraca, sono state trovate 2 pistole semiautomatiche e una pistola a tamburo con numero di matricola a braso, un centinaio di proiettili di vario calibro e un silenziatore artigianale. L'assessore regionale all'ambiente della Calabria Silvio Greco replica le accuse strumentali e infondate secondo cui l'intervento della regione nella vicenda di Cetraro è valsa soltanto a creare allarmismo. Quindi noi abbiamo scelto e continueremo a scegliere la linea di stare dalla parte dei calabresi, per tutelare i calabresi. E non è quindi una polemica politica, qua la politica proprio non c'entra proprio per niente. La situazione ambientale in Calabria è tragica e per questo la regione chiede trasparenza e la possibilità di visionare il filmato richiesto dal procuratore Di Paola, anche lui perplesso sull'esito dell'indagine. Dopo la Shell che ha superato quota 1,33 € al litro sulla Verde, anche l'Agip mette di nuovo mano ai listini e stando alla consueta rilevazione della staffetta quotidiana aumenta il prezzo della benzina di 5 millesimi, portandolo a 1,328 € al litro. Si tratta del sesto aumento nel mese di ottobre per un rialzo cumulato di 7,9 centesimi, ritocchi all'insù anche per esso e Kuwait. Ieri mattina il presidente della provincia di Crotone Stanislao Zurlo ha ricevuto una delegazione del popolo Sahrawi in preparazione di un futuro gemellaggio. Gianfranco Turino di Azione Giovani ha presentato un'iniziativa a sostegno del popolo Sahrawi alla presenza dei 2 rappresentanti istituzionali africani, il governatore della provincia di Aaiún e il rappresentante del Fronte Polisario per l'Italia. Il presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo, è giunto a Crotone per partecipare ad un incontro promosso dalle Conf cooperative di Catanzaro e Crotone, in collaborazione con il consorzio Jobel. L'incontro era basato sui temi dell'ambiente, del sociale, dello sviluppo e dell'infrastrutturazione socio-economica del territorio. È stato consegnato ieri sera il primo premio letterario nazionale Fantastica a San Fili in provincia di Cosenza. Dei 70 racconti horror pervenuti da tutta Italia, una giuria qualificata ha selezionato 10 finalisti, ai quali sarà pubblicato il manoscritto. Il primo premio ex equo è stato consegnato ad Adriana Assini di Roma e Giuseppe Autiero di Cosenza. Gli autori sono stati premiati dal presidente della giuria Arcangelo Badolati. Una serata all'insegna del buon umore, quella che il comico Giobbe Covatta ha offerto ieri sera al suo pubblico nel Palatenda di San Fili. Il nuovo recital parla del difficile rapporto tra il mondo occidentale e il continente africano, tema caro al comico napoletano che, seppur in modo ilare, analizza con lucidità i problemi del terzo mondo. Non sono mancati i riferimenti all'attuale situazione politica italiana, con il risultato di intrattenere e divertire il pubblico per quasi 2 ore. La preannunciata festa del cioccolato ha ufficialmente aperto i battenti ieri pomeriggio. Ad inaugurare la 7ª edizione il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, che dopo il tradizionale taglio del nastro ha visitato gli stand assaggiando le specialità dei cioccolatieri calabresi. Tappa d'obbligo per l'intervista alla postazione mobile di Radio Studio 54 Network e per concludere tagliatelle al cioccolato. Gli stand rimarranno aperti fino a domenica 1 novembre.